Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con questo nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel. Continua il nostro viaggio tra le DOP e le IGP del Veneto e quest'oggi incontriamo il formaggio Grana Padano DOP e proprio per questo siamo in collegamento con il presidente Renato Zaghini. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie per aver accolto il nostro invito. Il Grana Padano è un formaggio conosciuto in tutta Italia e anche all'estero, non necessiterebbe quasi di presentazione. Poi tra l'altro vedremo una scheda tecnica. Ma se lei dovesse presentarlo a qualcuno che non lo conosce, in poche parole, come lo presenterebbe? Il Grana Padano è un formaggio a pasta dura, cotta e a lenta maturazione, che è il frutto della trasformazione del latte vaccino di una zona ben delimitata, quindi di una filiera ben delimitata, quindi provenienza ben precisa, che viene appunto trasformato e diventa Grana Padano a 10 mesi e da lì in avanti iniziano le varie fasi di stagionatura fino a oltre 30 mesi, quindi un prodotto che va bene per ogni tipo e per ogni età. Bene, senta Presidente, lei due cose le ha già introdotte, però noi adesso andiamo a vederci una scheda tecnica che inquadra proprio una sorta di carta d'identità del Grana Padano DOP e poi ci risentiamo. Prego regia. Il Grana Padano DOP è un formaggio a pasta dura, cotta e a lenta maturazione, prodotto con latte vaccino proveniente da vacche allevate nei territori di produzione, ovvero parte delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e l'intero Veneto, con esclusione della provincia di Belluno. Le origini del Grana Padano risalgono all'anno 1000, quando i monaci cistercensi, per rispondere alla necessità di conservare il latte in eccesso che veniva prodotto sul territorio, sperimentarono la produzione di un formaggio a pasta dura, il Caseus vetus, poi denominato grana. Alla fine dell'XI secolo questo prodotto era già una realtà affermata, con una vera e propria rete commerciale. Il Grana Padano DOP ha forma cilindrica, crosta dura, spessa e liscia, di colore scuro o giallo dorato naturale. La pasta è finemente granulosa, di colore bianco o giallo paglierino, con occhiatura appena visibile. L'aroma è fragrante e il sapore è delicato. Il prodotto è immesso in commercio nelle seguenti tipologie: Grana Padano DOP, Grana Padano DOP oltre 16 mesi, Grana Padano DOP riserva oltre 20 mesi e Trentin Grana. La riproduzione del marchio deve comparire su tutte le confezioni di grattugiato e di porzionato. Le operazioni di grattugia e di confezionamento devono avvenire esclusivamente all'interno della zona di produzione. Quello che rende il Grana Padano DOP un alimento completo è il suo rapporto tra valore energetico, qualità e quantità di nutrienti contenuti, in particolare il calcio. Il Grana Padano DOP viene utilizzato come formaggio da tavola o da grattugia, diventando anche ingrediente, a seconda della stagionatura, nella preparazione dei piatti tradizionali. Bene, rientriamo in studio. Ricordo che siamo in collegamento con il Presidente Renato Zaghini, che è il Presidente del Consorzio Tutela Grana Padano DOP. Presidente, quanto Grana Padano si produce mediamente ogni anno? Noi l'ultimo anno 2020 abbiamo prodotto più di 5.200.000 forme. E senta, quanti sono gli allevatori collegati alla produzione del Grana Padano DOP? Noi abbiamo 4.000 stalle che conferiscono il latte a 130 caseifici che trasformano ovviamente il latte in Grana Padano. Noi abbiamo sentito dalla scheda che sono ben 5 le regioni interessate alla produzione, ma qual è l'area che ha un peso maggiore? Allora, per noi non c'è un'area migliore dell'altra, però se parliamo in termini di quantità, l'area che produce di più è la provincia di Mantova. Ho capito. Noi durante questo nostro tour virtuale attraverso le DOP e le IGP del Veneto abbiamo incontrato dei consorzi,
dei piccoli consorzi che rappresentano dei prodotti importanti per qualità, ma che devono fare i conti per esempio con problematiche legate alla alla poca produzione, perché prodotto ce n'è poco, oppure con il mercato locale e così via, con altri tipi di problematiche. Un consorzio di grandi dimensioni come il vostro, con quali tipo di problematiche deve fare i conti? È vero, lei ribadisce che il nostro è un grande consorzio ed è un grande prodotto che noi tuteliamo come consorzio, che è conosciutissimo in tutto il mondo. Però come tutte le cose molto buone e molto conosciute, è anche molto imitato, e uno dei problemi a cui noi dobbiamo dare tanta attenzione sono le imitazioni, soprattutto nel mondo. Quindi abbiamo una rete di controlli molto approfondita per limitare queste imitazioni, perché diciamo che oltre l'Europa, dove ci sono delle norme, dove c'è permesso di intervenire e tutelare il prodotto, abbiamo tanti paesi nel mondo dove non c'è nessun tipo di accordo e quindi diventa molto difficile intervenire, e nonostante rileviamo le imitazioni, se non c'è un accordo bilaterale tra il paese interessato e o l'Europa o addirittura l'Italia, non possiamo intervenire più di tanto. Quindi uno dei problemi più grossi che abbiamo è l'imitazione. Abbiamo paesi molto grandi, e chiudo subito, dove su 3 kg di grana padano 2 sono tarlocchi, e questo per noi rappresenta oltre che ovviamente una frode, ma anche una limitazione alla nostra esportazione. Ecco, quello che sta succedendo in questi giorni con il Prosecco e il Prosec della Croazia è sotto gli occhi di tutti, ma voi in pratica com'è che affrontate questo tipo di problemi? La tutela del marchio per noi è fondamentale, e ripeto un po' quello che le ho detto prima: a livello europeo non c'è problema, questa tutela del marchio noi la estendiamo il più possibile nel mondo, ma non in tutti i paesi riusciamo ad avere la tutela del marchio, e lì troviamo delle difficoltà, e quindi troveremo i vari parmesan, con le varie tipologie di grande fantasia, ma sempre riconducibile al nome grano o quant'altro. Quindi noi siamo fortemente strutturati con studi legali che ci controllano in tutto il mondo la tutela del marchio, ma non sempre riusciamo purtroppo ad intervenire. Quindi abbiamo bisogno di incentivare, ma qui ci deve dare una mano anche la politica, per far sì che questi accordi bilaterali vengano portati in fondo, onde poter tutelare appunto il marchio. E l'Unione Europea sta facendo qualcosa per Sì, l'Unione Europea, diciamo che negli anni le cose sono cambiate tantissimo, quindi c'è anche lì una grossa sensibilità, e ci sta dando sicuramente una mano su questi livelli, grazie anche a politici che non entriamo nella logica dei partiti. Ci sono persone che da anni e stanno acquisendo sempre più peso all'interno delle varie commissioni e organismi europei, che si danno un grande affare per portare avanti queste tutele del marchio. Ho capito. Senta, tornando invece al grana padano DOP, quali sono i mercati per voi più importanti? I mercati più importanti, ovviamente l'Italia in primis, perché non ci dobbiamo dimenticare che il 50% del nostro prodotto viene consumato in Italia. Però tutto il resto, che è oltre il 42-43% in crescita, è estero. Per noi estero vuol dire ovviamente Europa. Europa vuol dire soprattutto Germania, dove abbiamo una crescita esponenziale continua, oltre 600.000 forme, e poi uscendo dall'Europa, Stati Uniti e Canada sicuramente. Stati Uniti, dopo che l'ultima amministrazione ha
riportato la tassazione, i dazi ai livelli originali, anche qua abbiamo, dopo un po' di battuta d'arresto, una ripresa veramente significativa delle esportazioni verso gli Stati Uniti. Poi è chiaro, abbiamo mercati emergenti nuovi dove lì però bisogna investire in conoscenza e prima di tutto che portare prodotto, perché sennò è inutile. Ecco. Questi sono i nostri mercati oggi che ci consumano in modo molto molto significativo. Senz'altro. Presidente, noi abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, quindi proprio per questo io la ringrazio. Ricordo che siamo stati in collegamento con Renato Zaghini, che è il Presidente del Consorzio di tutela del formaggio Grana Padano DOP. Il nostro viaggio continua, la prossima settimana un altro prodotto, un arrivederci a tutti e grazie. Grazie Presidente. Grazie e arrivederci a tutti.